oggi è offensivo vedere questa Venezia così denigrata. Io credo che i veneziani, indipendentemente dalla loro cultura, dalla loro valutazione politica, eccetera, sono tutti per cambiare questo stato nel quale Venezia si trova. È un sì convinto al referendum per la creazione dei comuni di Venezia e Mestre, quello che arriva da Mario Rigo. Una convinzione già iniziata a maturare da sindaco alla metà degli anni 70. L'abbraccio amministrativo tra laguna ed entroterra, imposto col Regio Decreto del 1926, si è rivelato per l'ex primo cittadino deleterio per entrambe le realtà. Venezia oggi non è considerata un bene culturale da tutelare, è considerata un bene culturale da sfruttare come un giacimento di petrolio, viene spremuta come un limone. Se lei riacquista la sua autonomia, diventa una città, non capoluogo di provincia o di città metropolitana, che vuol dire metà provincia e fa ridere. Venezia è una capitale mondiale, ha bisogno di uno status come quello delle città-stato tedesche che le dia ampia autonomia. Relegata a periferia di Venezia, anche Mestre non ha mai potuto sviluppare le sue enormi potenzialità. Oggi Mestre si sta riempiendo di alberghi, ma il suo sviluppo economico, fosse indipendente, secondo Mario Rigo potrebbe essere un altro. Mestre è l'erede di Venezia. In che senso? In senso economico. C'è una potenzialità che parte dalla mobilità che fa di Mestre un centro che è superiore come prospettiva economica, e su questo bisogna discutere seriamente, delle stesse altre città. È superiore a Padova, è superiore ovviamente a Treviso, Belluno e a Vicenza e Verona, che peraltro si trova in un contesto completamente diverso.